segnata gran parte delle domande, vado a rispondere. Allora, per quanto riguarda gli autobus, dalle 7 alle 8 di mattina, sì, sicuramente vanno incrementati. Io stessa, quando ho degli studenti che devono venire in azienda, a me non riesco a trovare degli autobus pubblici per farli arrivare in orario, per farli andare via, perché tantissime zone, anche fuori Treviso, non sono servite da autobus, e spesso, se posso, anch'io uso i mezzi o i treni ed è un carnaio. Quindi c'è una situazione per utilizzare i mezzi pubblici che è invivibile. Le associazioni, anzi, per quanto riguarda gli immobili sfitti, per dedicare le associazioni, sul nostro programma noi abbiamo individuato una possibile soluzione, che è quella della banca del tempo, cioè vale a dire dare degli spazi che sono oggi inutilizzati, darli alle associazioni, chiedendo alle associazioni che in cambio facciano delle opere di manutenzione, tipo sfalcio dell'erba, dipingere i muri, tenere aperto i locali, quindi uno scambio di ore di lavoro con la possibilità di dare dei locali e tenerli aperti a costo zero. Sulla cittadinanza, qui io, a parte che per quanto riguarda l'amministrazione comunale non c'è politicamente non è rilevante e non ho un'opinione formata su questo tema. Per quanto riguarda la sala intitolata alla signora Coletti nel Museo di Santa Caterina, sono favorevolissima e credo che se vengo a prendere dalla signora, che quindi c'è stata l'opera meritoria di una signora sulla collezione o sull'apertura del museo, va sicuramente ricordata, e probabilmente il fatto che non viene ricordata, ora io penso male, ma è perché verso le donne spesso si ha un atteggiamento di intolleranza e la violenza sulle donne avviene anche in questa maniera qua, negando i meriti che hanno le donne. Vorrei ricordarvi quanto ciò che riesce a fare una donna nel sociale o per la propria comunità ha un valore molto più alto, perché oltre al suo lavoro, alla sua famiglia, riesce a dedicare del tempo anche per la propria comunità e a fare delle cose di altissimo valore artistico e culturale, e proprio per quindi sicuramente vanno ricordate le persone che hanno reso grande uno spazio. Per quanto riguarda le donne in giunta, più donne in giunta o una modifica statutaria per avere un numero minimo, su questo non sono favorevole. Credo che qualunque posto vada meritato, quindi che sia donna o che sia uomo, e quindi chi ha le capacità e le conoscenze o le attitudini merita quel posto, che sia uomo che sia donna, e su questo questa è la mia visione che io do alla pragmatica, alla vita. L'altro invece, strutture invece contro la violenza, quindi rispettivamente su questa legge regionale. Concretamente nel programma noi abbiamo inserito una figura che secondo me è fondamentale per la sicurezza per le donne nei quartieri, che è quella del vigile di quartiere. A Treviso esiste già ed è una figura sottoutilizzata o male utilizzata. Quindi quello che noi vogliamo è una persona che viva nel quartiere, cioè un vigile di quartiere che è proprio abitante del quartiere, che diventi punto di riferimento e che giri costantemente tutto il giorno, e che sia quindi la persona che poi medi anche su problemi sociali legati, non so, alla pubblica sicurezza e così via. Vi porto e vado a chiudere. Mi spiace che non ho risposto a tutte le domande, soprattutto quelle sul bilancio, sul basta promesse. Vado a chiudere dicendo che io stessa, abitando nel quartiere di San Lazzaro, da quasi un anno ho una persona che mi segue di notte, per cui sicuramente anche per me è pericoloso vivere questa città e sapere, perché io riconosco quest'uomo che mi aspetta lungo la via della mia strada, e quindi quando torno a casa in bicicletta temo di poter essere molestata da questa persona che mi ha già molestato in passato, e a Treviso non saprei a chi rivolgermi, perché per mia esperienza già in passato, pur rivolgendomi a carabinieri o polizia, c'è la totale indifferenza rispetto a un problema. Quindi credo che un vigile di quartiere o una persona del quartiere sia la persona che abbia il massimo controllo della propria area. Grazie.